Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati, puntualissimi come sempre, sono le 7 e pochi secondi, quindi spacchiamo il minuto anche questa settimana per un'altra puntata con tantissimi ospiti, veramente puntata piena e puntata a tema questa sera, perché questa sera parliamo di benessere e salute, con l'alimentazione, il benessere interiore, il benessere fisiologico, quindi è una serata veramente dedicata a quello che è la salute e al nostro benessere. Ahimè questa sera appunto a tal proposito per parlare di benessere, io sto benissimo, sono da solo, non c'ho Frida, vedete, tutto casca a fagiolo come si dice, no scherzo, naturalmente la salutiamo, non è potuta essere con me questa sera, ciao Frida, ti aspettiamo la prossima settimana, insomma questa sera mi lasci in carico, insomma una bella puntata ricca di ospiti e naturalmente ne approfitto come sempre di ricordare le serate al Circolo Sersanti di Imola in piazza Matteotti 8, venerdì 29 aprile alle 21:30 ci sarà una serata musicale Evergreen, io sono qua vicino col mio amico Vincenzo che lui è tutt'altro che Evergreen, lui è un po' Evergrease, sei un po' Evergrigio te? Evermagro. Io direi di andarci, però è una serata veramente molto bella e poi ricordiamo, lo cominciamo già adesso a promuovere la serata del 7 maggio, quindi la serata, diciamo il giorno prima della festa della mamma, perché ci sarà alle 20:30 con cena su prenotazione un concerto dedicato a due grandissime artiste, Mina e Mia Martini, tutto quanto, diciamo, esatto, tutte canzoni, un bel concerto condotto da Sabrina Paglia, quindi cominciate a prendere le prenotazioni perché sono già veramente tanti che si stanno iscrivendo sia alla cena e anche per vedere il concerto, sabato 7 maggio alle 20:30. Detto questo, cari amici del duo De Bastamò più uno se ce la fa, siamo caldi, siamo pronti? Vedete, abbiamo una platea di ospiti incredibili questa sera, quindi siete pronti per partire? Stasera facciamo, Nicola? Un base in bicicletta. Un base in bicicletta, quindi 2 secondi veloci del base in bicicletta e il duo De Bastamò più uno se ce la fa, che è sempre qua di fianco a me. Vai ragazzi, musica maestro! Bravi, il nostro duo De Bastamò più uno se ce la fa, grande musica, avete visto ragazze? Perché stasera le nostre semicrome, che sono sempre bravissime, bellissime, elegantissime, oltre che deliziarci con la vostra voce meravigliosa, i vostri balletti anni 30, 40, 50, mi aiuterete a presentare la serata. Sì, Esatto. Maurizio. Siete cariche? Molto, Mia, molto. ne ho persa una, ne guadagno 3, quindi vado bene questa sera. Allora, cominciamo per presentare i nostri ospiti di questa sera. Allora cominciamo a presentare un po'. Questa sera abbiamo ospiti con noi in studio la dottoressa Lucia Giovannini, formatrice, ma che brava che è la Marta. formatrice del metodo Louise Hay. Chi è? Lo scopriremo appunto tra poco. Ok, sì, il metodo Louise Hay. Esatto, okay, sì, esatto. Perfetto. E poi ospite con noi anche il dottor Nicola Riva, sì, esperto in comunicazione e anche negoziazione. Perfetto, benissimo, che brava. Poi avremo Elena Penazzi, giornalista, scrittrice, nutrizionista e titolare della farmacia Zolino. Benissimo, brava, complimenti. Invece Infine avremo due proprietari di due ristoranti, abbiamo Ercole della Locanda Senio che è praticamente il nostro compaesano che conoscete benissimo e Leonardo del ristorante Callegheria. Ma che brave le semicrome, mamma, io vi faccio presentare tutte le sere. Anche in questa veste. Anche in questa veste, ecco. No, dopo abbiamo altri due pezzi naturalmente, vogliamo già annunciarli? Chi li dice? Allora, vai. Dunque, il primo sarà Male Gambe del trio Lescano. Perfetto. Per stare in tema di Pilates, Esattamente. tutto. E poi avremo Be My Baby delle Ronettes che fu colonna sonora di Dirty Dancing. Quindi Tanta roba insomma. Bene, ci vediamo dopo ragazzi, grazie ragazze, grazie mille e cominciamo subito dai nostri ospiti. Allora abbiamo la nostra Marta ha presentato la Lucia Giovannini che è qui vicino a me e dalla parte opposta, questa sera vi ho separato, Nicola Riva che appunto è il marito, il compagno insomma nella vita di Lucia. Sono due esperti, il marito per quanto riguarda appunto Nicola la comunicazione e Lucia invece formatrice del metodo Louise Hay. Io ho letto sul sito Lucia ispiriamo le persone a vivere ogni giorno la loro vita migliore attraverso corsi di crescita personale e di team. Frase bellissima. Aiutiamo quando la gente, insomma, li aiutiamo a fare qualcosa, insomma, che li fa crescere interiormente. Tu sei insegnante del metodo Louise Hay. Cos'è questo metodo?
Sono degli insegnanti, tra l'altro, sia per l'Italia che per il sud-est asiatico, di questo metodo che è stato diciamo, ideato da Louise Hay, che è una scrittrice americana, che ha aiutato ormai milioni e milioni di persone nel mondo col suo bestseller Puoi guarire la tua vita. Quindi l'idea è la psicologia positiva, l'idea è quella di ritrovare il rapporto tra corpo e mente come un unico sistema. E l'idea è proprio quella dell'autoguarigione o il self-help, quindi il ritrovare dentro di sé le risorse per migliorare la propria vita. Che è fattibile, vero? Si può fare? Certo che si può fare. Quindi quel film che diceva, aveva il titolo La ricerca della felicità, sì. Quindi è fattibile, insomma, tutti quanti possiamo raggiungerla in qualche modo, vero? Assolutamente sì, la felicità è un'abilità. Possiamo imparare a essere felici indipendentemente da tutto, possiamo imparare a essere felici, e la felicità per me è uno stato di serenità interiore, indipendentemente da quello che succede fuori. Ecco, ma quali sono le problematiche? Perché uno non è felice? Perché non si sforza di trovare il bicchiere mezzo pieno? Perché nessuno, credo, ci ha insegnato come fare. A scuola abbiamo imparato tantissime cose molto interessanti, storia, matematica, geografia, per carità, utili, ma nessuno ci ha insegnato come funzioniamo, come funziona la nostra mente, come funzionano le nostre emozioni, come possiamo gestire le emozioni al meglio, come possiamo gestire i nostri pensieri, questo meraviglioso strumento che è la mente al meglio. Quindi credo che siano questi i motivi per cui non siamo felici. È come se la mente decidesse che pensieri avere anziché scegliere noi i nostri pensieri, i nostri stati d'animo. Se poi teniamo conto che i genitori fin da quando siamo piccoli, ma no, ma non si può fare, se fosse possibile farlo lo farebbero tutti. Papà, voglio fare l'astronauta, ma cavati di lì, non è possibile, ma qualcuno ci va sulla Luna, quindi qualcuno forse avrà ragionato in maniera diversa, vero Lucia? Assolutamente. Vedete quante belle cose, È incredibile. Quindi parliamo stasera di argomenti interessanti, insomma, per crescere. Poi ti chiederò, casomai Lucia, una qualche pillolina, se ce l'hai pronta, per far sì che a ciascuno di noi possa aumentare l'autostima, magari giorno dopo giorno. Sì, sì, può essere una cosa carina da lanciare come messaggio. Mentre Nicola, esperto di negoziazione e comunicazione. Nicola, ti chiedo velocemente, è vero che è impossibile non comunicare? Sì, è impossibile non comunicare perché qualunque cosa facciamo o non facciamo, sia con le parole, sia con il nostro corpo, sia con il modo in cui parliamo, ha un significato. E quindi, per esempio, un esempio classico, se salgo sul treno, entro nella cabina e c'è un signore solo già seduto, io mi siedo e senza dire una parola, senza neanche salutarmi, questo signore prende in mano un giornale e lo apre davanti a sé, non ha ancora detto una parola, ma è stato molto chiaro nel comunicare che probabilmente non ha molta voglia di interagire. Viene in mente quando si entra in ascensore, no? Che si è in 4 e tutti cominciano a leggere le istruzioni dell'ascensore, telefonino, porta, esatto. Quindi per aumentare la comunicazione, insomma. Quindi, quindi questo già significa che non vuoi comunicare con... Sì, senza aver detto nulla, ho messo una barriera, in quel caso il giornale, tra quella persona e l'altra persona, e quindi senza aver detto una parola è già stato detto che lì non c'è voglia di trasferire, di tessere una conversazione. Vedete quanto è forte, è un argomento, pochi siamo, diciamo, coinvolti, ma è un argomento molto affascinante a parer mio, perché comunque, insomma, ci rendiamo conto nella vita di tutti i giorni, insomma, che continuamente si comunica in continuazione. Come si diventa dei bravi comunicatori, Nicola? Studiando e praticando. E la cosa interessante è che bravi comunicatori non si nasce, sì, c'è qualcuno che magari particolarmente talentuoso nasce magari in una famiglia particolare dove poi impara a comunicare molto bene perché ce l'ha nel DNA, ma per tutte le altre persone, anche se magari le persone timide o quelle che hanno paura di parlare in pubblico, pensa che negli Stati Uniti la paura di parlare in pubblico è più forte della paura di morire. Addirittura? Sì. E quindi in realtà sono gli eccessi sempre, no? Sì. E si può imparare, e si può imparare bene, è solo questione di pratica, di applicazione. Quindi è un'abilità come tutte le altre abilità. E la bellezza dell'essere umano è che siamo creature in grado di disimparare quello che non ci serve più e imparare continuamente cose nuove che ci sono più utili, che ci possono permettere di avere vantaggi nelle varie cose che facciamo. Tutto questo sicuramente crea poi anche
un benessere interiore, perché si parte dall'autostima, si parte comunque avere la padronanza di sapere comunicare col nostro interlocutore in qualche modo e quindi insomma ci fa stare meglio, quindi anche questo è un argomento importante insomma per ciascuno di noi anche a livello proprio di vita di tutti i giorni, qualità della vita insomma. Mentre Elena Penazzi, che è qua di fianco a me, ciao Elena, ben arrivata. Grazie. Qua tu sei farmacista, giornalista scientifica, te sicuramente non hai problemi di comunicazione perché insomma sei specializzata in comunicazione. No, anzi faccio anche corsi di comunicazione legati alla mia professione, per cui completamente diverso da quello che fanno loro, però anch'io nel mio piccolo comunico. Beh, insomma, tutti quanti insomma, comunichiamo, quindi ecco. Sì. Tu qua stasera sei però qui per presentare quello che tu hai un po' un tuo libro. Un mio progetto. Un tuo progetto, definiamolo Sì. così, che è il ricettario della salute, a proposito appunto di vivere bene. Di cosa parla? Sono in pratica, si chiama ricettario della salute perché è proprio un vero e proprio ricettario di ricette di cucina scritte dai farmacisti italiani. Direte cosa c'entrano i farmacisti con la cucina? C'entrano moltissimo perché se vi cito quello che diceva Ippocrate, che è il padre della medicina, diceva che solo chi... diceva, però, Ippocrate, d'altra parte. Diceva che chi non conosce il cibo non può capire le malattie dell'uomo e qui si capisce tutto, quanto è importante l'alimentazione nella nostra salute. Quindi io prima che essere farmacista devo comunicare al mio cliente come prevenire le malattie con metodi di tutti i giorni, quindi con l'alimentazione in primis. Ecco, devo dire che la farmacia Azzolino tra l'altro in questo era un po' più avanti rispetto agli altri, perché insomma si parla di siamo pionieri anche nelle vero, medicine quindi, naturali, nelle medicine alternative e comunque in quello che per noi è la nostra base, cioè la prevenzione come cultura e come benessere prioritario dell'individuo, non la medicina tradizionale che, come dico sempre da farmacista, quando ci vuole, perché il farmaco di base è necessario e grazie ai farmaci si salvano delle vite, però quando si può è utile anche trasferire il messaggio proprio ai clienti che con una giusta cultura del cibo, dell'integrazione nutrizionale e di vari stili di vita si può ottenere la salute, il benessere o mantenerli o prevenire comunque patologie. Prevenzione. Assolutamente, volersi bene, anche assolutamente qui, vedete, sì, è fondamentale la prevenzione. Infatti, questo libro infatti proprio vuole raccontare questo, associare il... Come hai deciso di scrivere un libro come questo? Perché in realtà... È curioso, adesso... Sì, in realtà c'è un progetto dietro molto grande perché è nato l'anno scorso con Expo questo progetto e in particolar modo devo dire che i fondi di questo, più che i fondi, i diritti d'autore di questo libro che abbiamo... Esatto, verranno devoluti perché il progetto è mio e del professor Attilio Speciani che è un noto allergologo immunologo e verranno devoluti per i progetti proprio di malnutrizione dei bambini di Haiti per la fondazione Francesca Rava, quindi è molto importante. Molto importante, assolutamente, sì. questa missione di questo libro. Stavo pensando che parlavi di malnutrizione, hanno inquadrato Nicola del Giulio Bastevò che è 1400 kg, insomma abbastanza l'opposto della malnutrizione, no? E ti lascio un secondo, Elena, per avvicinarmi a due ristoratori che hanno fatto sicuramente della qualità il punto di forza dei loro ristoranti. Mi sto riferendo a Leonardo del ristorante Callegherie qui di Imola e di Ercole della locanda Segno appunto a Palazzuolo. Salve. Salve. Leonardo, tu hai una storia incredibile perché no, tu incredibile, no, beh, no, insomma, incredibile. importante, Ricca. insomma, ricca, vabbè, insomma, mettila comunque insomma di fatto insomma una storia importante perché comunque insomma arrivi da un'eccellenza della ristorazione. Beh, io ho avuto la fortuna di cercare lavoro mentre si faceva la scuola alberghiera, ho bussato alla porta del San Domenico, Morini era casualmente a casa in sciopero che all'epoca lui lavorava in banca e mi prese a lavorare con lui, ci sono stato quei 18 anni. Beh, qualche ora, insomma, modestia a parte. Della mia vita. Leonardo, modestia a parte. Un grande maestro. Tanto te hai portato via un po' quella che hai portato, diciamo, tra virgolette, diciamo, sei fatta un po' tua, quella che è un messaggio che ti disse Morini un tanto quello tempo che mi fa. rimase impresso. Esatto, mai trasformare 2 ore di piacere in una notte di agonia. È vero.
Credo che sia una frase che tutti i ristoratori devono avere bella scritta in grande. È fondamentale, è fondamentale, perché noi vendiamo piacere, vendiamo gusto, vendiamo sapori, e a volte questo piacere si trasforma in una notte di agonia e questo non deve avvenire. Non deve avvenire. Ecco, da quanti anni tu hai il ristorante Callegheria? Che sei qui? Ho compiuto 17 anni il 25 aprile. Vabbè, proprio già 17 anni, mamma già mia. 17 anni. Sì. Mi dicevi che ti distingui per la qualità dei tuoi prodotti. Voi fate tutto all'interno del tuo ristorante, Noi vero? prepariamo dalle basi, noi facciamo la pasta, facciamo il pane, adesso stanno elaborando una focaccia che ci stanno lavorando assiduamente, praticamente giorno e notte, lavoriamo solo con un prodotto fresco, un prodotto acquistato e cucinato tutto espresso, quindi seguiamo la stagionalità della verdura, del prodotto in quanto tale. Il nostro menù cambia in base alla stagione. Certo. Elena, è importante avere un'alimentazione a base di prodotti stagionali? Assolutamente sì. Cioè magari perché... le fragole a Natale, non lo so, che non è proprio il suo periodo. Oppure... No. assolutamente, anche perché ci sono studi recenti che indicano come effettivamente ci sono verdure e frutta che vengono importate in Italia e proprio recentissimi studi, lo leggevo l'altro giorno, contengono delle tossine molto nocive per la salute, quindi assolutamente prodotti di stagione e se possibile del territorio, quindi io sono per il chilometro zero. Quindi insomma il ristorante Callegheria è già posizionato solo su questo aspetto. Il guaio è che in quanti sanno gli acquirenti che vanno dal fruttivendolo la stagione di un prodotto? Sono pochi che lo sanno, perché oggi abbiamo sempre tutto e quindi la gente non sa quando c'è il classico esempio del bambino che mi ricordo che gli hanno detto delle fragole e dice quando nascono le fragole, una cosa del genere, lui ha detto a Natale, perché probabilmente gliele portavano no, veramente, le mangiava a Natale. Le mangiava a Natale, certo. Una cosa allucinante. Invece noi da piccoli, con noi nostra generazione, È vero. le fragole era un evento quando arrivavano le prime fragole. Lucia, fa bene allo spirito mangiare bene, volersi bene con l'alimentazione? Assolutamente sì, anche perché in un senso noi siamo quello che mangiamo almeno 3 volte al giorno per 365 giorni all'anno per 20, 30, 40, 50, 70, 100 anni della nostra vita. Importantissimo. Quindi, assolutamente. Ercole invece è il titolare, ristorante della Locanda Segno, Palazzuolo sul Segno, un raffinato ristorante metodi di cultore del bien vivre e dei sapori autentici. Da quanti anni hai il ristorante quest'anno 31 anni. Con la moglie, sì. Più con la moglie o più pesante il ristorante? Perché no, vabbè, così mi sembra 31 sì. Con la moglie, cioè, no, quasi vendo la moglie e tengo il ristorante. No. Cambi gestione con la moglie. Volevo partire da quel punto di vista lì. La nostra è una piccola attività, tra l'altro abbiamo anche delle camere e da diversi anni ci chiamiamo anche albergo diffuso perché la nostra ospitalità è legata Fermati all'albergo diffuso, ma hai portato delle erbe? Sì. Perché mai portato delle erbe? Perché i tuoi piatti sono no, a base di noi erbe. vivendo in mezzo all'Appennino, cioè sì. Quindi sui 400-500 metri a Palazzuolo sul Segno, dove diciamo nel 92 ebbe il pregio di avere da Irone dove vivere è bello, cioè cosa vuol dire? Che la qualità della vita è fondamentale per quello che si diceva prima, perché certo. Vivere in un ambiente sano, dove, vedete anche le immagini sotto, certo. Questa è la nostra serra delle erbe. Noi tra l'altro, perché la qualità del cibo chilometro zero deve essere proprio, diciamo, non dico a chilometro zero 100 metri, può essere anche a 3 km, 1 chilometro, certo. L'importante è che sia in un'area dove il turista possa capire, perché noi viviamo di quello, cioè per noi il ristorante è il turista che viene da noi, perché noi siamo abbastanza lontani dalle vie di comunicazione tipo Imola, certo. Quindi deve venire, appositamente. Deve avere un motivo. Ma viene perché? Perché si mangiano piatti di stagione. Di stagione, ma soprattutto perché si vive delle emozioni che servono allo spirito, servono all'anima, servono a tutte queste cose. Cioè, adesso c'hai i fiori, vero? Sì, noi abbiamo i fiori che adoperiamo in cucina. Fantastico, i fiori d'acaccia, i fiori d'acaccia, i fiori di sambuco stanno arrivando, i fiori di glicine, anche i fiori che adoperiamo con le erbe, il timo, queste cose qui. Ascolta, hai accennato però adesso a quello che è il prodotto albergo diffuso. Esatto, in sì. 2 parole, cos'è il prodotto albergo diffuso? Beh, è una vacanza dove si riscopre il territorio attraverso l'ospitalità. C'è un'ospitalità molto particolare, perché è un albergo dove tu ti senti un po' a casa e un po' albergo, perché dormi in una struttura
struttura che è un appartamento, però con i servizi dell'albergo. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. I servizi dell'albergo possono essere sicuramente la prima colazione, il ristorante, poi uno ci può mettere la piscina, il centro benessere, certo. però si coinvolge tutto il paese, il paese partecipa alla vacanza del turista, praticamente uno apre la porta della sua stanza, può avere il vicino che vive lì. Vive lì, ecco. Andate a cercare sul sito appunto www.locandasenio.com Locandasegno, ma anche il progetto Albergo Diffuso, perché ce ne sono già tanti, pensate dagli anni 70 che esiste questo 76 Albergo Prodotto Diffuso. Farei entrare anche l'esperto, il nostro amico James da dietro che è già pronto per spiegarci come funziona all'estero. Sì, lui è il mio collaboratore specifico per il mercato europeo. Ciao, ben arrivato James, ti tengo qua un secondo. Invece Leonardo, so che tu organizzi anche degli eventi nel tuo ristorantino. Ne facciamo in collaborazione, adesso ne stiamo facendo con la CLAI e il gruppo Partesa Vini, cerchiamo di creare delle serate di indubbio interesse, perché effettivamente la gente ama molto provare queste cose, diamo l'opportunità di bere cose alternative, diverse dalle classiche. CLAI ci sta aiutando con i suoi prodotti, in precedenza le abbiamo fatte invitando i produttori di vino in casa nostra, quindi nasce un rapporto più vicino al produttore. Diamo il sito internet così vedono i tuoi eventi, che so che ce l'hai aggiornatissimo. www.callegherie.it il nostro sito, su Facebook, altrimenti Osteria Callegherie, ci siamo. Bene, non mancate Osteria Callegherie, Locandasegno, prodotti a chilometro zero. James, in pochissime parole, prima della pubblicità, come funziona all'estero appunto il prodotto dell'albergo diffuso, come funziona? Allora, io sono anglo-olandese e sono stato catapultato in Romagna nel 2005. Se vuoi dirlo abbiamo 10 secondi. Ok, e poi Ercole è il vicepresidente degli alberghi diffusi, io promuovo gli alberghi diffusi in Olanda, Belgio, Scandinavia, Regno Unito, come in Nord funziona? Europa. È più sentito che in Italia? Oppure... Perché gli stranieri vogliono proprio la vacanza genuina, mangiare bene, stare bene, nel territorio. Nel territorio. Facciamolo anche noi, che è una cosa meravigliosa. Andate a vedere il sito. Vuoi ricordarlo dell'albergo diffuso, così stanno attenti a casa? Sì, albergodiffuso.com. Perfetto, semplicissimo. Quindi, ok, bravissimo per quello che hai fatto. Un progetto veramente molto molto importante. Elena, tu sei anche, vabbè, insomma, fai tantissime attività, hai un blog molto importante, insomma, di dermocosmesi, tu sei più tecnica di me, però vogliamo lanciare un progetto che è il 14 del prossimo mese. Assolutamente, il 14 maggio ci tengo tantissimo perché è un altro progetto di prevenzione che facciamo appunto alla Farmacia Azzolino da ben 8 anni e parliamo di prevenzione solare. Ci saranno visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nei nella prevenzione del melanoma. Assolutamente. E quindi in associazione anche alla Fondazione Cassa di Risparmio e delle aziende che ci sostengono appunto da tanti anni riusciamo a coinvolgere tantissime persone del territorio in questa prevenzione che abbiamo visto essere veramente tanto importante. Perché il melanoma non scherza, no, è assolutamente. Tremendo, quindi è importante andare a fare prevenzione. Ancora una volta la Farmacia Azzolino si differenzia perché anche qui siamo un pochino più avanti rispetto a assolutamente sì, 14 maggio tutto il giorno vi aspettiamo. Tutto il giorno vi aspettiamo il 14 maggio, salutiamo anche la Giulia e tutti quanti che li conosciamo. E allora che fare? Lasciamo la parola alle nostre donzelline che vengono dalla Campania? Assolutamente no, ma hanno le gambe più belle del mondo, le semicrome, ma le gambe no. È perfetto, bene, ma le gambe sì. Quando un uomo vede una ragazza passeggiare, che cosa fa? La seguirà e con occhio scaltro cercherà di indovinare quello che c'è da capo a piedi. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri e il nasino un po' all'insù, ma le gambe sono belle ancora di più. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Quando noi ragazze ce ne andiamo a passeggiare di qua e di là per la città, tutti i giovanotti che ci guardano da lontan, noi li sentiamo così cantare.
Saran belli gli occhi neri, saran belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Saran belli gli occhi azzurri. Pa 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 pa. Oh, finiti, bravissimi, un base in bicicletta. Quanto tempo non dai un base in bicicletta, Vincenzo? Se sarà uno... Troppo lunga, ormai non ce la fa più a parlare, mi si impasta la lingua. Domenico, abbiamo il proverbio, la frase della settimana. La frase, bellissima. Frase molto a tema la serata, vero? Sì. Ho visto, ho sbirciato, interessantissima. Puoi avere ciò che vuoi, semplicemente se sei disposto a liberarti della convinzione che tu non puoi averlo. Fantastico. A tema. Meditate, gente. Secondo me la nostra Lucia è d'accordo su questo, vero? Assolutamente sì. Questo che bravo Domenico, la scelta proprio a fagiolo. Le nostre credenze determinano la qualità della nostra vita e i nostri risultati. Dopo sulle credenze ti faccio una domandina alla fine, che mi hai lanciato un assist importante. Ragazze, vogliamo presentare i nuovi ospiti che sono andati il cambio a quelli precedenti? Esatto, intanto ricordiamo ai nostri telespettatori che sono sempre in studio qui con noi la dottoressa Lucia Giovannini, formatrice del metodo Louise Hay, e il dottor Nicola Riva, esperto di comunicazione e negoziazione. Ma che bravi, io vi farei fare anche le previsioni del tempo, sono bravissimi, vedete che brave che sono. Poi invece abbiamo nuovi ospiti. Avremo in studio Filippo Ravaglia, titolare del centro fitness e pilates Equilibrio. Infine Elena Castellari, che è creatrice del blog sull'alimentazione Trofo. Buonasera Elena. Buonasera a voi. Bene, allora abbiamo cambiato gli ospiti, naturalmente, sempre ospiti che insomma parleremo sempre di salute e benessere, quindi di Pilates, questa disciplina sportiva, è giusto chiamarla così? Disciplina sportiva, vero? Sportiva. Che se ne sente tanto parlare, ma poi alla fine veramente questo Pilates... Che cos'è questo Pilates? Vero? Faccio Pilates, sembra una moda, ma invece ha dei benefici che vanno oltre a quella che può essere la moda, no? E poi naturalmente, oltre a Filippo, abbiamo presentato che c'è la nostra Elena Castellari, una blogger. Sì. Alimentazione Trofo, ma cos'è l'alimentazione Trofo? Sì. Allora, è una cosa abbastanza complessa, ma nello stesso tempo anche molto semplice. Allora, trofo deriva dalla parola appunto trofologia. Sì. Che non è la cura delle trofie col pesto, visto che loro sono già pronti a mangiare. Esperti, esatto. Trofologia, che cos'è questa trofologia? Trofo deriva dal greco nutrizione e logia scienza, quindi scienza dell'alimentazione. Ho deciso appunto di così aprire questo blog su questo argomento, che poi in realtà alimentazione, ma io lo intendo come alimentazione a 360 gradi, cioè non solo a livello di cibo, ma anche dell'anima e della mente. Perché quello che dicevamo anche prima, nutrire un po' infatti tutto, è importante. A 360 Ti fermo un gradi. secondo, perché il caso di Elena, detto così mi sembra, il caso sembra una cosa, la nostra Elena Castellari, che è qui bella, sorridente, insomma, è comunque soffriva di una patologia un po' particolare, che dopo vogliamo appunto descrivere, e comunque lei, grazie all'aiuto dello spirito, la forza di volontà, la positività, insomma, è riuscita comunque ad assecondare quella che è la sua patologia e si fa bella serena, fare una vita più normale che mai, addirittura dare consigli nel suo blog. Filippo, il Pilates, tu sei un pioniere, perché tu a Imola, io so che ti conoscono tutti, perché sei stato il primo a portare il Pilates a Imola, forse in Italia. In Italia tra i primi, sì. Diciamo, io ho scoperto il Pilates nel 2004 perché anch'io, diciamo come Elena, soffrivo di male alla schiena, male dappertutto, e ho iniziato il Pilates per me. Certo. E sono riuscito a risolvere i problemi. Io ero laureato in scienze motorie, insegnavo in palestra e ho preso queste cose del Pilates, quindi mi sono innamorato della
diciamo, dei benefici del Pilates e li ho presi e li ho portati poi in tutte le mie lezioni in palestra. Dopodiché... Ecco, tu sei molto conosciuto perché abbiamo visto anche le tue lezioni qui su DTV, appunto, e ammiro l'entusiasmo con cui tu trasferisci questa disciplina. Io non pratico, te lo dico perché insomma non pratico il Pilates, però ammiro l'entusiasmo e questo credo che sia vincente per quello che è la tua, diciamo, come si dice, la tua professionalità. Sì, sì. A me piace tantissimo, infatti il Pilates ha risolto i miei problemi, quindi mi sono innamorato e l'ho portato poi in tutte le mie lezioni. Prima io insegnavo in palestra e ho deciso nel 2006 di aprire il centro Equilibrio. A proposito, quest'anno quindi festeggiamo i 10 anni e farò una grandissima festa il 10 di giugno, farò 10 di giugno, già 10 anni, c'è l'appuntamento venerdì sera. E il Pilates cosa fa? In realtà è una ginnastica che va a migliorare la postura, va a migliorare il benessere psicofisico, migliora il corpo, la mente, quindi siamo qui anche per migliorare la mente. Crea un bel corpo, un bel aspetto e fa stare anche bene. Quindi a 360 gradi lavora. Certo. Quindi noi lavoriamo sia come aspetto riabilitativo, quindi con le persone che hanno veramente delle grosse problematiche, e poi lavoriamo anche chi vuole semplicemente stare bene, sia con la mente sia col fisico. Quindi abbiamo gente che viene per migliorare l'aspetto prettamente fisico oppure gente che ha dei problemi. Problemi tipo mal di schiena. Mal alla schiena, mal al collo, mal alla spalla. Postura, soprattutto la postura, perché a volte molte patologie derivano da una postura sbagliata. Da una postura sbagliata, esatto. Noi cosa facciamo? Noi cerchiamo di educare le persone a muoversi nel modo corretto. Quindi insegniamo a camminare nel modo giusto, a muovere la spalla nel modo giusto, a tenere la postura corretta e quindi educhiamo la gente a stare meglio, a muoversi nel modo giusto. E questa è la cosa vincente, nel senso che la gente non fa solo la lezione di Pilates, ma si porta dietro questo durante tutta la vita. Quindi quando insegno a una persona a stare dritto o a muovere il braccio, a muovere il collo, lo acquisisce. E se lo porta quindi dietro. Quindi non è una ginnastica solo in quel momento, ma poi se la porta dietro. Poi abbiamo anche gente che viene per, diciamo, dimagrire e facciamo esercizi diversi, quindi diversifichiamo il lavoro. Perché abbiamo poi varie tipologie di lezioni e noi lavoriamo soprattutto in piccoli gruppi da 4-5 persone, fondamentale perché si lavora, quindi lavoriamo e seguiamo bene la gente, quindi non facciamo solo grandi gruppi ma anche piccoli gruppi. Ti fermo un secondo Filippo, perché so che qui conosci questa gente, perché gli ospiti di questa sera sono tuoi allievi, quindi insomma c'è proprio una sinergia tra di voi e si respira questa sinergia. Lucia, tu hai un metodo, Tutta un'altra vita. Oltre al libro naturalmente che hai scritto Tutta un'altra vita, insomma, ecco, di cosa si occupa questo metodo? Com'è strutturato? Perché è un metodo Tutta un'altra vita? Quindi il metodo che io ho creato, il Tutta un'altra vita, è un metodo per aiutare le persone nel cambiamento professionale, cambiamento personale, perché alla fine ho visto che la maggior parte dei nostri problemi di esseri umani sono legati al cambiamento, perché vogliamo un cambiamento che però non arriva, non so, in una relazione piuttosto che in un lavoro, quindi cerchiamo questo cambiamento e non arriva e quindi soffriamo, oppure la vita ci obbliga a un cambiamento, pensiamo, non so, a una malattia o la perdita di un lavoro, la fine di una relazione. E quindi in entrambi i casi il metodo aiuta le persone a creare il cambiamento desiderato o, nel caso di un cambiamento non desiderato, a prendere il meglio da questo cambiamento. Ecco, nel caso uno abbia paura di fare, perché credo che la maggior parte delle persone sia ancorato a uno stato di comodità quotidiana, no? Quindi il cambiare lavoro fa paura, prendere delle decisioni fa ancora più paura, insomma, nel caso uno sia, come si dice, un po' refrattario al cambiamento. Qual è l'input che gli fai scattare nella mente per dire vai, lanciati, stacca le mani dalla riva e parti? Ce ne sono diversi che utilizziamo, sia nel libro ci sono, ma anche soprattutto nei corsi che facciamo. Quello che mi viene da dire così principale è fermarsi un attimo a considerare il costo del non cambiare. Perché noi molto spesso pensiamo, oddio, non ce la faccio, non sono capace, se poi cambio cosa succede e se non cambio cosa succede? Se vivo tutta la vita così e mi guardo indietro l'ultimo giorno della mia vita e ho vissuto una vita che magari non era una vita mia, che volevo vivere e ho sprecato in un senso la vita, qual è il costo qui? Quindi questo è un input importante, che fa scattare spesso quel coraggio. Quindi
è l'idea di trasformare la paura in azione. Abbandoniamo tutti i giorni, stacchiamo un pochettino, diciamo, lasciamoci andare da quella zona di comfort che abbiamo quotidianamente, un pochino per volta. Che in realtà dovremmo chiamarla la zona di discomfort, perché quella zona di comfort diventa una prigione è un falso senso di sicurezza. E tutto questo nel tuo libro e nei tuoi corsi, Lucia, vero? Nei tuoi corsi, nel mio libro Tutta un'altra vita, nei miei corsi, adesso ne tengo 2 a metà maggio qua a Imola, uno il 14-15, uno il 28-29, quindi... Fantastico, bello, bello. Sono lezioni che fanno... conoscerla. Prego? Avrei voluto conoscerla molto tempo fa. Io credo che tu puoi approfondire quello che hai già fatto di tuo. Diverse persone che hanno avuto la tua patologia sono venute a formarsi come insegnanti del mio metodo. Guarda, sono Elena, convinta. Io posso dirti la mia, secondo me tu ne hai già tanta di tua dentro, che potresti dare qualcosina in più, ma tu hai fatto tantissimo, perché pensate, Elena Castellari ha... un po' di tempo fa, tu sei innanzitutto insegnante, quindi fai tutt'altro nella vita che la blogger, che tutt'altra roba. Un po' di anni fa ti hanno diagnosticato una malattia reumatica, la fibromialgia. Esatto, sì. Tradotto fibromialgia sarebbe? In sostanza è una malattia reumatica che purtroppo causa diversi problemi. Ne spiego alcuni, ma solo alcuni per dire: dolori muscolari su tutto il corpo, rigidità a livello articolare, stanchezza cronica, problemi intestinali, colon, fegato, problemi di concentrazione, intolleranza alla chimica, quindi a tutto ciò che è farmacia. Ti cambia la vita farmaci, sì, anche gli integratori stessi, per esempio, basta una sostanza che noi non gradiamo, che il nostro fisico è, e noi reagiamo subito con allergie varie. Stanchezza cronica, insomma una serie di cose che poi ti portano tra l'altro a renderti una vita molto difficile, perché io almeno mi sono trovata veramente in grande difficoltà e ritengo che sia anche molto invalidante sotto certi punti di vista. Insomma, però l'hai affrontata fortunatamente, col sorriso, come hai tu, perché c'è il viso che anche se tu sorridi a prescindere, si percepisce al telefono, io lo sento al telefono, si percepisce questo, ti faccio i complimenti, questo è importantissimo, l'atteggiamento. Ecco, ti sei avvicinata alla medicina naturale, mi dicevi. Cosa è cambiato da lì nella tua vita, nella tua quotidianità? Ma direi tutto, allora intanto io ero entrata appunto in questo circolo vizioso appunto di malattia che ti porta anche dei problemi a livello proprio psichico, ad affrontare la vita, insomma, di tutti i giorni, quindi questa difficoltà, quindi questa cosa mi ha portata appunto a fare una scelta radicale, e la mia, diciamo, forse carattere, determinazione e anche la fortuna di aver incontrato le persone giuste, sono appunto riuscita, ho fatto la scelta, insomma, di seguire la medicina naturale e comunque tutta la scienza olistica, cioè non è solo insomma, è veramente generale, un po' il mondo. Ecco, tra l'altro io sono andato a sbirciare nel tuo blog e ho visto che comunque tu consigli proprio il Pilates e quindi ti sei avvicinata di ho visto, io sono curioso, quindi quando vado subito a cercare, perché insomma per me la curiosità credo che sia... Io sono una sostenitrice del Pilates da anni, lo consiglio veramente a tutti. Vedi, a volte io mi faccio 30 km per te è stato terapeutico, quindi proprio sotto tutti i punti di vista. Io sono stata operata di un'ernia al disco lombare e da lì veramente è nato tutto, insomma, tutto quanto, e mi è risolto. Nel blog, infatti leggevo ieri, guarda, casualità, insomma, abbiamo Filippo, che vi conoscete tutti, fa piacere, quindi insomma... Anch'io consiglio il Pilates. Anche te consigli il Pilates. Non li ho pagate, anzi siamo noi che paghiamo. Sembra un po' una carambata adesso detta così, quindi, però comunque insomma complimenti insomma, per il tuo spirito. Ecco, nel tuo blog, perché decidi di aprire un blog? Per quale motivo? Infatti, in sostanza mi sono appunto ritrovata in prima persona a vivere questa situazione e essendo riuscita insomma, a risolverla in qualche modo, a trovare le energie e le forze per ritrovare il benessere, la salute, ho pensato, ma perché non aiutare le persone che come me stanno male? Perché magari non tutti hanno avuto la fortuna di insomma, conoscere le persone giuste o di avere la forza e l'animo, lo spirito insomma, appunto, di voler cambiare. E quindi ho detto, qual è il mezzo, diciamo, forse più facile e dove puoi raggiungere in pochissimo tempo tante persone? Internet. Tra l'altro sabato compie 30 anni Internet, quindi insomma è il compleanno trentennale di Internet, quindi insomma
Vedi tu, insomma, viva internet. Viva internet. Insomma, in questo caso qui bisogna stare molto attenti, ma in questo caso c'è da dire esatto, viva internet. è veramente certo, uno strumento che, esatto. Tra l'altro tu dai consigli non solo per quanto riguarda la tua specifica malattia, ma aiuti anche qualsiasi tipo di patologia, tumori, parliamone. Sì, perché è vero. quello che conta, che dà una mano sicuramente è lo spirito, la forza di volontà, vero? Sì, non solo, la malattia comunque, che è appunto la mancanza di salute, deve essere proprio, bisogna combatterla e cercare con tutta una serie, insomma, con l'alimentazione, con appunto il movimento, con l'allontanamento dei farmaci, perché comunque molto deriva anche purtroppo da questo, insomma, si può appunto stare meglio e ritornare no, a guarire certe situazioni, insomma. Lucia, potrebbe essere utile come esperienza ai tuoi corsi, la nostra amica. Assolutamente. Direi che è un'esperienza vissuta e reale, insomma, poca teoria, molta pratica. La cosa bellissima è che ha usato la sua malattia per un cambiamento proprio di stile di vita. Quindi, è quello che dicevi tu adesso, questa è l'idea, esattamente quello che dicevamo adesso. Il trovare anche nella difficoltà, trovare un fine. Quando troviamo il fine alla sofferenza mettiamo fine alla sofferenza e trovare e usare anche la difficoltà per il cambiamento. Ecco, tra l'altro abbiamo appena visto la pagina del tuo blog e quindi insomma vi consiglio di andare sopra perché insomma è bello, è bello. Vivi Trofo. Sì, fermati qua che dopo andiamo avanti con te. Nicola. Mamma mia, che bella stasera, mi sto divertendo tantissimo perché sono argomenti che mi affascinano veramente tanto. Abbiamo parlato prima di comunicazione, io approfondirei la comunicazione, guarda, fino alla morte perché io amo questo argomento. Mi affascina anche la negoziazione, che tu sei un esperto anche di negoziazione. Cos'è questo termine negoziazione? Diciamo tecnicamente cosa significa? Negoziare significa praticamente scambiare valore. Quindi quando due o più persone si trovano e apparecchiano la tavola con quella che si chiama la torta negoziale e quindi mettono del valore sulla tavola e trovano poi il modo per, innanzitutto la prima parte è quella di creazione del valore che tanti spesso dimenticano e poi naturalmente anche spartirsi il valore sul tavolo, quindi spartirsi la cosiddetta torta negoziale e naturalmente anche darsi da fare per ottenere una bella fetta di questa torta. Perché è importante saper negoziare? Perché tutti i giorni, anche qui, si negozia continuamente, vero? Si negozia continuamente. Spesso si tende a pensare alla negoziazione solo come quella che leggiamo sul giornale, quando la Deutsche Bank acquisisce un'altra banca enorme, allora pensiamo a quel tipo di negoziazione con schiere di avvocati e di commercialisti e di team che lavorano incessantemente. È una sceneggiata più che altro quella che è la negoziazione. Quando in realtà la negoziazione è qualcosa che ci tocca da vicino tutti i giorni. Certo. Se siamo dei papà o delle mamme sappiamo bene che cosa vuol dire negoziare con i nostri figli. Significa anche, se abbiamo fratelli o sorelle, negoziamo anche con le fratelli e sorelle, se abbiamo un marito o una moglie negoziamo continuamente anche col marito e la moglie, quindi la negoziazione, le piccole e grandi negoziazioni della nostra vita ci accompagnano continuamente. Ecco, tu nei tuoi corsi, che tra l'altro è un corso che terrai il 14 di maggio al Circolo Sersanti e il 15 di maggio al Circolo Sersanti, fai riferimento anche a un'identificazione, perché è importante conoscere chi ho dall'altra parte, oppure identificare che tipologia di persona per poter comunicare meglio, vero? Sì. Con dei colori. Sì. Quindi ognuno di noi è caratterizzato da dei colori, vero? Sì. Ce li vuoi dire velocemente che è bella sta cosa qui, è curiosa? Sì, il lavoro è un lavoro sui colori e sui tipi psicologici di Jung, e tra l'altro le semicrome qua ne incarnano questa sera tre, perché abbiamo il giallo, il rosso e il verde, manca solo il blu. Quindi questi sono i 4 colori che sono le 4, se vogliamo, energie fondamentali che ogni persona ha dentro di sé. E siccome le abbiamo in quantità diverse, ognuno di noi è un mix particolare di queste 4 energie. E la bellezza di questo modello di comunicazione sta nella capacità di, si chiama speed reading, o leggere ad alta velocità le persone, quindi capire immediatamente qual è l'energia dominante della persona che ho di fronte, e quindi adattare la mia comunicazione per parlare quella lingua. È come se i 4 colori fossero 4 lingue universali. Quindi così come ci sono persone che conoscono l'inglese, lo spagnolo e il tedesco, così conoscere il bluese, o il giallese, o il verdese, o il rossese, ci dà la
possibilità di comunicare in maniera molto più accurata, efficace e profonda con la persona che ho davanti. Il rosso che caratteristiche ha? Il rosso è legato al fuoco, il mantello di Cesare, il rosso del sangue, quindi la vitalità. Il rosso è veloce, energico e determinato, è una persona sempre pronta ad agire, che prende facilmente le decisioni. Il blu? Il blu invece è una persona più riservata, più discreta, più cauta, più analitica, più profonda, fa molte domande, è indagatore. Il giallo? Il giallo è il giallo sole, quindi è una personalità, è forse la più socievole, la più ottimista, è la più positiva, è quella che se mette una persona con una forte energia gialla alla fermata dell'autobus, dopo qualche minuto è già lì che parla con tutte le persone che ci sono. Mentre magari l'autobus poi, perché passa nel frattempo. Sì, esatto, oppure continua la conversazione. Il verde invece? Il verde è un'energia, a differenza del giallo e del rosso, anche un po' come il blu, un po' più introversa, è un po' più nell'introversione, e il verde rappresenta il verde della natura, quindi le sue caratteristiche sono la grande calma, la capacità di ascoltare, la tranquillità, la serenità. Il verde, se vogliamo, chi ha una grande energia verde è forse uno dei migliori amici che possiamo avere, perché è quella persona che possiamo chiamare anche alle 3 di notte. È un martire, è un martire. E magari abbiamo un problema, abbiamo bisogno di parlare con lei, la chiamiamo e lei ci ascolta. Prova a farlo con un rosso. Senti, Vi faccio una domanda a tal proposito che mi viene adesso. Se io identifico una persona di temperamento, tra virgolette, di colore rosso e mi approccio con un atteggiamento imperativo, convincerò, negozierò in maniera positiva o negativa? Come sarà il risultato? Perché ci riconosce come simile. Quindi l'idea è di parlare nella lingua, sì, in parte è mirroring, ma facciamo mirroring proprio del modo di parlare, della postura, ma anche dei valori e della motivazione, perché ogni colore è motivato da cose diverse e quindi ricalcando, replicando quel tipo di motivazione, per esempio nel caso del rosso la sfida, riusciamo a comunicare molto più efficacemente con la persona che ha una forte energia rossa. Tutto questo è fantastico, è bellissimo per riuscire a convincere e parlare con chi ci sta presso tutti i giorni, quotidianamente. De Filippo, come comunichi con i tuoi allievi? Io ho fatto il corso. Hai fatto il corso? Ho fatto il corso okay, io quindi un paio d'anni fa. È importante, esattamente, è importante, per questo, perché poi io ho a che fare con i clienti, quindi devo capire al volo se ho un cliente rosso, giallo, verde, blu. Io personalmente ho fatto il corso, mi è piaciuto tantissimo. E io sono rosso. Sei rosso, quindi con te bisogna essere imperativo. Sì, però devo cercare la cosa. Ascolta, adesso però mi devi far vedere 2 esercizi di Pilates. No, scherzo, dai qua. Li posso anche fare. No, tranquillo, era solo una battuta per... Non agganciarlo con la sfida, però queste cose qui, ditemi se sbaglio, esperti in comunicazione, vero Lucia, dovrebbero farli gli insegnanti a scuola. Assolutamente. Perché avendo una classe con 20 alunni, non è vero che i bambini non capiscono, non ci facciamo capire, perché ognuno, se a lui spiego la matematica in un modo, non è detto che lui la deve spiegare allo stesso modo. La teoria può essere, ma la comunicazione, quindi trasferirgli qualcosa, va oltre a queste. Queste sono cose che devono fare gli insegnanti. Non conta fare l'insegnante, sono un professore per sono universitario. Dico bene? Può essere un cacchio, dico ancora meglio. No, scherzo. No, ma infatti, però mi affascina questo argomento qua. Infatti a Singapore... Io li ho fatti, Sì, ho studiato l'argomento. Benissimo. Ascolta, quali sono alcune delle cose che le persone subiscono maggiormente, le paure che hanno, le loro, come si dice, sì, le paure possiamo definire. Io quello che ho notato è che una delle paure che tocca quasi tutti è di non essere abbastanza bravi, con varie sfumature, quindi abbastanza bravi, all'altezza, abbastanza intelligenti, paura del giudizio degli altri, paura di non essere amati, paura di rimanere da soli, insomma, quindi con varie sfumature. Interculturale, quindi noi lavoriamo molto spesso, viviamo insomma in Asia, quindi con diverse culture, e questa è proprio, tocca a tutti. Ecco, voi vivete in Asia, appunto, dicevi tu in questo momento, ma l'Asia, c'è un motivo che avete scelto l'Asia per la spiritualità, forse? Non lo so, per quale motivo? Sì, in realtà all'inizio è stata una coincidenza, noi pensiamo che le coincidenze non esistano, che ci ha portato là, poi ci siamo innamorati di questo posto proprio per la grande spiritualità in azione, nelle piccole cose di tutti i giorni. Questo grande contatto con la natura,
e poi insomma abbiamo iniziato a vivere sempre di più là, a lavorare là, eccetera. E quindi acquisite tutti i giorni energia. Sì, e poi l'aspetto bello secondo me è mettere insieme queste due parti, no? La parte della, se vogliamo, spiritualità e le tradizioni antiche, insomma, che ci sono là, e anche invece la parte più moderna o insomma, delle neuroscienze. Quindi nel nostro lavoro, ma anche proprio dentro di noi, lavoriamo insomma con tutti e due questi aspetti. Bravissimi, complimenti, molto bravi. Bene. Elena, hai 2 libri. Sì. Che cosa sono questi 2 libri? Guarda, questi sono... Non li hai scritti tu, spero? Assolutamente, magari. Okay. Sarebbe piaciuto molto, ma no. Sono praticamente... Facciamoli vedere, vedi, la nuova dietetica che parla di... Allora, qui praticamente c'è tutto quello che riguarda la trofoterapia, trofologia, quello di cui parlavo prima, si concentra soprattutto sull'alimentazione, tutti i tipi di cibi, tutti le combinazioni degli alimenti che permettono appunto il vivere meglio. Esatto, che ti aiutano poi a superare la malattia. Qui invece? Mentre invece qua è la medicina naturale alla portata di tutti, di Manuel Lazaeta, che questi si compensano, dove invece ti spiega come eliminando appunto il farmaco e usando della semplice terra, veramente parlo della terra della collina, che si può andare a prendere ovviamente setacciata, pulita, eccetera, e facendo dei cataplasmi sul ventre o comunque dove hai dei problemi, esatto, dove hai male, con l'idroterapia, quindi con delle spugnature fredde, con l'acqua o con il sole, quindi bagni di calore, di vapore, eccetera, si può appunto evitare il farmaco e appunto... E non è poco, Quindi avete visto tanti argomenti, ma tutti vanno a finire nella prevenzione, nel star bene con se stessi, nel star bene con l'anima, nel star bene nell'alimentazione, quindi puntata veramente bella, piacevole. Ricordatevi il blog, vuoi dire l'indirizzo? Come no? www.vivitrofo.it. Bellissimo, andateci, tantissime informazioni. E anche su Facebook. Anche su Facebook. Filippo, il Pilates va bene anche per lo stress, mi dicevi? Esattamente. Esercizi? Esercizi per lo stress sono innanzitutto la respirazione. Importante. Possiamo, vuoi che dimostri perché abbiamo 3 minuti per far partire qualche esercizio? No, tranquillo. Facciamo partire... No, dimmi solamente che se fa bene per lo stress cosa... Fa bene per lo stress perché fare attività fisica libera la mente, quindi quando si fa attività fisica, soprattutto il Pilates, bisogna stare concentrati col proprio corpo. E quindi, stando concentrati col proprio corpo, si evita di pensare allo stress. Quindi già Pilates, più Pilates per tutto. Lucia, vuoi dare un appuntamento a quello che è il tuo blog bellissimo, andate anche qui su questo blog, è curatissimo, c'è anche l'app. Vuoi dare i contatti? Quindi è il sito www.blessyou.me con la I di York. E su Facebook Lucia Giovannini. Mentre per quanto riguarda invece Nicola, i tuoi contatti? Il sito è lo stesso, www.blessyou.me e Facebook è Nicola Riva. E poi diamo appuntamento ai prossimi corsi al Circolo Sessante, troverete tutto il calendario dei corsi naturalmente sul vostro sito internet. Ragazzi, io vi ringrazio per questa bellissima serata, vi vorrei avere ancora qua, siete straordinari, è stato bello, piacevole. Ringrazio il duo De Bastamo più uno se ce la fa, bravi ragazzi, siete stati di aiuto anche stasera perché siete veramente ormai ospiti fissi della serata. Salutiamo la nostra Frida e saluto naturalmente tutti quanti voi che ci seguite da casa, vi diamo appuntamento alla prossima settimana e mi avvicino a queste 3 meraviglie, di questi 3 colori meravigliosi, giallo ma anche il blu. Posso fare io il blu stasera? Vedete, mi ci metto io. Pezzo di chiusura che si intitola Be My Baby. Be My Baby, le semicrome. The night we met I knew I needed you so, and if I had the chance I'd never let you go. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please be my little baby, my one and only. Say you'll be my darling, be my baby now. I'll make you happy, baby. Just wait and see. For every kiss you give me, I'll give you 3. Oh, since the day I saw you,
baby. Say you'll be my